I colleghi, tutti, sia quelli del servizio pubblico che quelli del privato, in linea di massima in questo momento, hanno liste d'attesa, perché, la, quantità di persone e anche la difficoltà delle situazioni che, devono essere affrontate, sono davvero, come dire, inedite e mai viste. Una sofferenza quasi collettiva manifestata dai cittadini con numeri che Marisa Galbussera, psicoanalista e consigliera dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, non esita a definire inediti. I mesi di chiusura hanno lasciato un segno evidente che adesso, nel momento di ripartenza, molte persone faticano a gestire, soprattutto i giovani e i giovanissimi, un disagio difficile da leggere. I segnali di allarme sono così, suscettibili di interpretazione, che non è come, se uno ha, che ne so, una piccole cisti per cui i sintomi son quelli. Non funziona ahimè così, e quindi, i sintomi di solito sono il ritiro, sono abbastanza classici, il ritiro, il fatto che una persona, come dire, si chiude in se stesso, degli elementi depressivi sicuramente, quindi un umore depresso e poi i segni che hanno a che vedere con l'espressione della violenza e dell'aggressività. In termini psicoanalitici è difficile individuare il cosiddetto passaggio all'atto. In genere queste persone hanno una tendenza a avere la fantasia ad agire immediatamente, senza che ci sia uno spazio di inibizione che in qualche maniera protegge loro stessi oltre che gli altri. Il passaggio all'atto, io l'elemento, che però posso capire che per chi non è del settore non sia così facilmente individuabile.